ve lo dico subito in italiano, comincerei dal tuo incedere danzante. Allora viene in mente, sta pensando al vento, sta parlando del vento, l'incedere danzante, la movenza danzante del vento. Io ho immaginato una figura che si muove quasi su un abisso, no? E anche sul far della sera, cioè in estrema precarietà, in un equilibrio o disequilibrio di grande precarietà, di grande frammentazione, che è quella oggidiana, che riesce a commuovermi ancora più di quest'ora di luce. Ecco, questa cosa danzante che si muove, che comunica in qualche modo il suo essere, il suo esserci, che lo commuove più di quest'ora di luce, che è un'ora di luce particolare, è un'ora di luce crepuscolare. Ecco, credo che la forza di questa poesia, che osserva la natura, ma osserva l'intimità, no? E anche proprio il sentimento dell'essere in questi tempi, sia la forza ponderosa della grande poesia di Francesco Indrigo, che è un grande poeta italiano. Sì, grazie a tutti, e consentitemi di cogliere l'attimo, perché il precedente intervento di Manuel e la citazione di Anna Maria di Hölderlin mi ha fatto sovvenire, ricordare anche il senso e il perché di una serata come questa e di questo incontro. Hölderlin, appunto, in una famosa citazione diceva: perché i poeti in questo tempo di povertà, e esisteranno sempre, perché la povertà, ahimè, permane nel tempo. E gli risponderà più tardi Rilke con un'altra frase e considerazione, dicendo che i poeti sono i custodi della parola, nel senso autentico e vero. E ancora una volta una serata come questa la conferma. Forse il vent, come l'inulis che sorpassanti il ciel a intorgolen i pensiers, così e ti rivis tutta in gringola tra la miesa ombrena del mar, con s'avanza dalla pluia. A dicen che le feminis arrivano col vento a poter voltare il monte e t'accarezzi dalla toanda ballerina, che arriva d'ora in corami e in ciamò, di chi sta ora di luz clopadissa, dal vulice vestri, dal coccarli in guaita. Grazie.